Contro Padova è stato l'ennesimo passaggio a vuoto di una stagione complicata, una battuta d'arresto che se da un lato poteva essere messa anche in preventivo, dall'altro fa male per come è arrivata, subendo l'avversario senza minimamente lottare. La ripresa è stato dunque l'ennesimo esame di coscienza di quello che non è stato fatto. Adesso per Caorle arrivano gli appuntamenti che contano, dove i punti ormai, soprattutto in ottica salvezza, valgono doppio, dove questa volta per davvero sarà vietato sbagliare. Diciamo che il campo di Padova sapevamo che era un campo difficile, ovviamente nessuno va per perdere, quindi abbiamo preparato tutta la settimana la partita e siamo arrivati pronti. Il problema è che abbiamo approcciato male fin dall'inizio e quello che è mancato è stato proprio l'approccio mentale. Sicuramente non abbiamo nessun alibi, nessuna scusante. Vuoi per un motivo o per l'altro, diciamo che più di uno aveva la giornata storta e l'approccio mentale è stato quello sbagliato e soprattutto difensivamente, e quindi alla fine sì, lo scarto è stato consistente. È una squadra la vostra che è in grado di vincere anche contro le grandi, ma ovviamente deve dare il 110%. Esattamente, quello che non è stato fatto. Abbiamo le carte in regola per vincere con tutti, l'abbiamo già dimostrato. Purtroppo, ripeto, non c'è stato quella voglia, quella cattiveria giusta per farlo, e ora è arrivato il momento, tra virgolette, del dentro fuori, dove ci giochiamo al tutto per tutto, e quindi da qui in poi si vedrà di che pasta siamo fatti. Insomma, vediamo. Dovremo tirare fuori ogni arma possibile, ogni energia possibile per portarci a casa le prossime partite. È fondamentale soprattutto uscire dal campo convinti di aver dato il massimo. Sicuramente, come dicevo prima, il campo di Padova è un campo difficile e tante squadre sono passate lì, hanno perso. E noi non possiamo dire di essere stati soddisfatti della nostra partita, e non siamo sicuramente usciti a testa alta, cosa che non deve più succedere nelle prossime gare. Ecco, a partire dalla prossima in casa con Verona, che veramente è uno spartiacque, lì si decide se dovete guardare ancora un po' avanti o se vi dovete concentrare proprio esclusivamente sulla lotta per la salvezza. Sì, io non vorrei che fosse la seconda opzione, nessuno di noi lo vuole. Noi siamo ancora fiduciosi e puntiamo sicuramente al primo obiettivo. Adesso faremo del nostro meglio e poi si vedrà.